Cielo azzurro e terso, temperature che solo da qualche giorno sono scese sotto lo zero, ma di poco. La neve in giro è poca, solo a quote fuori portata, e c'è già chi teme il peggio. Non solo è l'estate di San Martino che non vuole finire, ed ecco come si annuncia la stagione. Luci e ombre, abbiamo dei buoni segnali dall'estero, non buoni segnali per quanto riguarda le prenotazioni, per quanto riguarda il mercato nazionale, specialmente per il Sant'Ambrogio e per il ponte di Natale. Poi il Capodanno qualcosa di più, sì, sicuramente qualcosa di più abbiamo. C'è già chi propone la vendita degli ski pass stagionali, da domani lo fa il comprensorio Dolomiti Stars, dal 25 novembre il Cortina e il suo comprensorio. Certo, se non arriva la neve ci sarà anche poca voglia di spendere. Come sempre la montagna è legata molto al meteo, quindi l'arrivo della neve sicuramente sveglierà e muoverà la voglia di andare in montagna, ma dobbiamo fare anche i conti con la situazione attuale. Pensare che come mai quest'anno ci si è presi in anticipo con la predisposizione per la sicurezza in strada, dal 15 novembre obbligatori pneumatici da neve o catene a bordo, sicurezza sulle piste con gli addetti alla vigilanza privata, quelli ingaggiati dagli impianti di risalita, una trentina che operano con le già rodate forze dell'ordine, qualcosa come 120 addetti schierati lungo le tante piste. Era dal 2009 che una legge regionale prevedeva questo, sulla base di una legge nazionale analoga, siamo arrivati a renderla effettiva quest'anno, un concetto di sicurezza partecipata, ma la partecipazione deve essere da ambo i lati.